Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è lunedì 28 marzo, siamo sul finire del mese, dunque avremo ancora la diretta di mercoledì e poi si passa all'aprile. Come state? Come va per voi? È tutto a posto? Vi ricordo ovviamente prima di cominciare la diretta vera e propria e dunque prima di darvi delle risposte, comincio col ricordarvi un po', le cose di cui mi occupo, così che sappiate anche dove e come trovarmi, quali cose posso mettere al vostro servizio, anche insieme al Marietto Veneziano, che ovviamente con me fa, diciamo, si occupa delle stesse cose. Intanto appunto il Marietto è presente pur seguendo semplicemente che non è semplice, ma occupandosi della regia, dunque è lui che passa i messaggi a video, è lui che seleziona le domande, lui si occupa insomma delle impostazioni, come dire, nelle retrovie, però c'è ma non si vede. Allora, beh, per quanti non mi conoscono, io mi occupo di radionica, di radiestesia, di tarologia, di ermetismo, di cabala e ovviamente di ritualistica, perché è parte del patrimonio, diciamo così, della tradizione dalla quale provengo, dunque una tradizione ermetica, cabalistica e, ovviamente mi conoscete per queste dirette soprattutto, forse qualcuno anche per i video che ho pubblicato nel mio canale, magari è stato trovato qualche video per incantesimi semplici, qualcuno magari mi conosce tramite il libro, è stato pubblicato un libro cartaceo, ma ce ne sono molti altri in versione digitale che potete trovare comunque sul Giardino dei Libri, ma anche sul nostro sito. Dunque, sono diverse le strade da cui probabilmente siete arrivati a me e se non lo stesso YouTube che in qualche sp sparuta occasione spinge il canale, ma non è raro. Comunque, appunto mi occupo di tutte queste cose, compreso di astrologia, sono tutte comunque competenze, conoscenze che fanno parte del mio percorso iniziatico e, così come me tante altre persone che sono su questo sentiero, ovviamente si occupano e hanno queste discipline e competenze. Lo stesso il Marietto, dunque è chiaro che se avete bisogno, di un consulto professionale, di guardare più a fondo qualche situazione che vi sfugge, vi è poco chiara, avete delle domande diverse, magari anche su diversi ambiti, avete necessità di prendere una decisione, oppure c'è qualche situazione, qualche indagine da fare, bene, noi siamo a vostra disposizione. Sappiate che un consulto con noi, dura 45 minuti a un costo di 20 €. Quando volete, insomma, potrete andare tramite prenotazione, scriverci sui nostri come dire, i nostri numeri, il mio scorre in sovraimpressione, c'è anche comunque quello del Marietto. Marietto, perché non metti anche il tuo numero? C'è un'immagine? Così per quanti volessero contattare te possono farlo. Io il numero del Marietto non lo conosco a memoria, è un 388 o qualcosa del 378, non mi ricordo, va bene. Comunque 378, eccolo qua, 088 3572. Questo è il numero del Marietto, il mio comunque scorrerà nella banda blu tutta la sera, dunque potrete tranquillamente appuntarvelo se avete necessità, insomma, di parlare con uno di noi, siamo a disposizione. Ovviamente dobbiamo fissare l'appuntamento. Allora, mi trovate, come dicevo, attraverso più canali. Questo da cui trasmetto non è l'unico, in questo momento sto trasmettendo in diretta da 3 canali, compreso il canale del Marietto Veneziano, il gruppo Facebook e a proposito di Facebook ci trovate nei gruppi I Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Lì cerchiamo di condividere contenuti e materiale informativo ogni giorno, ma non solo, ovviamente abbiamo anche un sito che si chiama www.ilcapitano.intervista.org. Questa è la home page, quella che vedete in sovraimpressione. Quando troverete il sito ovviamente vi si apre questa pagina per prima. Nel sito trovate molte sezioni all'interno delle quali abbiamo distribuito per argomenti, quelle che sono le dispense, cioè raccolte di condivisione di materiale esoterico, che appunto divulghiamo ormai gratuitamente dal 2015, anno in cui il Marietto ha aperto questo sito.
e molto del materiale che trovate lì, quasi la totalità, è appunto frutto e opera del lavoro del Marietto veneziano. C'è poi anche una sezione nella quale sono state raccolte le dispense, che invece ho scritto io, ho preparato io, che sono dispense comunque di ermetismo, di cabala, alcune raccolte di salmi e un loro uso specifico per il percorso spirituale che proviene dalla tradizione di Miriam, è una tradizione di cremerziana memoria, ma non solo. Ovviamente ci sono moltissime altre cose, altre dispense che ovviamente mettiamo proprio a disposizione per tutti quelli che hanno volontà di modificare un po', la loro vita o le situazioni nelle quali vivono o versano. Non solo, c'è nel sito la sezione shop. Questo ovviamente è la sezione dove trovate i nostri servizi professionali, tra cui anche questo talismano. È un talismano per noi molto importante perché sia il Marietto che la sottoscritta, provengono dalla tradizione cabalistica, come ho detto già in precedenza, e per noi questo è un simbolo fondamentale, molto importante. Qui vedete raffigurato l'albero sefirotico, dunque considerato l'albero della vita, vale a dire la scala per cui il sentiero di ciascuno ci porta e ci innalza al divino e, ognuna di quei cerchietti con quei caratteri in ebraico raffigura un livello di coscienza o sefira, da cui ovviamente, provengono benedizioni o comunque, situazioni, che sono in qualche modo coordinate dalle intelligenze divine. Ve la faccio breve perché o semplice: gli angeli, noi li definiamo così in modo generalizzato angeli, ma angeli è giusto il nome di una delle schiere, che appunto, le schiere angeliche, chiamiamole così, ma esistono i troni, le potestà, virtù, dominazioni, principati, insomma sono tantissime, sono 9 per la precisione le schiere e in effetti 9 sono le Sefirot, ad esclusione ovviamente dei di Malkut, che è quella, diciamo così, del il regno nel quale ci troviamo noi. Parlare di cabala e di tradizione cabalistica potrebbe richiedere tutta una serata, non è questo il contesto, ma sappiate che questo ciondolo permette di, armonizzare quello che è l'influsso di queste intelligenze divine, ciascuna per il proprio scopo e poi voglio dire, proprio per farvi capire ogni sefira è associata a un dominatore planetario, dunque, gode degli influssi di quelli che sono, per esempio Giove, Marte, Venere, Saturno. Quindi ogni sfera è in grado di dare attributi, qualità, doni, okay, quindi già di per sé questo ciondolo è molto importante nei suoi significati occulti e intrinseci, ma è ulteriormente lavorato con procedimenti di programmazione radionica e radiestesica. Questo è stato programmato, cioè questo talismano è stato programmato per la difesa, 9 sono i livelli di protezione caricati su questo ciondolo, più i programmi per il riequilibrio dei corpi sottili, il rilascio emozionale, il magnetismo umano, quello che è preposto a ripristinare il funzionamento dell'organismo, ad accelerare i processi di guarigione e recupero, eccetera. E poi, per non sbagliare, abbiamo messo su anche le forze del talismano di un propiziatorio di Giove. Dunque, diciamo che è un ciondolo che parte già veramente molto completo, ma che può essere ulteriormente programmato. Programmato in che senso? Nel senso che ogni situazione della vita corrisponde a frequenze specifiche e quindi si tratta di individuare le frequenze più adatte a quelle che sono le intenzioni che volete aggiungere, ad esempio le frequenze di prosperità o attirare clienti paganti, che sappiamo essere importante quasi più che attirare semplicemente dei clienti e poi avere problemi negli incassi. Questo sono solo esempi, però per chi effettivamente ha, un'attività o per chi ha, degli obiettivi che vorrebbe raggiungere, sicuramente si può programmare il ciondolo per aiutare la persona al raggiungimento dei propri scopi e obiettivi, per esempio il riallineamento del peso,
il benessere, smettere di fumare, cioè ogni situazione, ripeto, può essere sintetizzata in una frequenza specifica e programmato il ciondolo per aiutarvi nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Ma, ovviamente non ci occupiamo solo di questo, ma avrete capito che sicuramente la radionica e la radiestesia fanno parte delle nostre competenze, di quello che mettiamo a disposizione, dunque anche consulti e indagini radiestesiche o protocolli di riequilibrio, ma non solo. Come vedete in sovraimpressione stanno scorrendo le immagini dei sigilli. Questi provengono sempre dalla tradizione cabalistica di estrazione salomonica, sono preposti per il riequilibrio di quelle che sono le forze planetarie al momento della nostra nascita. Dunque, se abbiamo delle situazioni astrologiche un po' difficili, se ci sono degli aspetti planetari che creano difficoltà o che tendono a ripetersi, generando situazioni di frustrazione oppure impossibilità, per esempio nei rapporti o nei rapporti con magari la persona a livello sentimentale, oppure la difficoltà nella realizzazione economica, nell'individuazione del lavoro giusto, eccetera. Sono tanti gli aspetti che possono in qualche modo interferire. Beh, con i sigilli possiamo, andare a correggere e rettificare queste, difficili combinazioni astrologiche e propiziare ovviamente anche altro. Dunque possono essere usati sia per scopi correttivi che per scopi propiziatori. E a proposito di propiziatori, ci occupiamo anche di magia cerimoniale, dunque sempre di tradizione, cabalistica. Entriamo in contatto con i geni benefici e con le intelligenze divine, dunque diamo e affidiamo a loro dei compiti specifici. Ovviamente si tratta di capire qual è la situazione che, vi rende la vita un po' difficile o che si è andata a bloccare o che, crea e causa difficoltà e, si va a intervenire in modo mirato fino diciamo al raggiungimento della saturazione dei corpi eterici e questo permette poi per il principio di condensazione nel tempo ovviamente, che non è probabilmente quello che ci si aspetta, dopo tutti i film su Harry Potter e altre favole di magia, sono tempi ovviamente diversi, più umani, più realistici e che richiedono un po' di pazienza. Ultimamente, ecco, in sovraimpressione vedete anche i sigilli di Mosè, stiamo anche proponendo questo, sono tempi difficili quelli che ci aspettano, dunque, abbiamo deciso di rendere accessibile anche ai non iniziati questi strumenti. Ovviamente sono, nettamente più complessi rispetto ai sigilli salomonici, richiedono una ritualistica speciale e, ovviamente una consacrazione particolare. Arrivano comunque a casa con istruzioni di utilizzo e ovviamente anche il costo è, proporzionato, però la differenza è che possono essere consacrati anche per l'intera famiglia, il che non è male, in effetti possono essere appesi come dei quadretti in casa. Bene, allora, questa comunque è una tradizione sappiate ben precedente a quella di Salomone. La tradizione cabalistica che ci proviene da Mosè è antecedente, la tradizione salomonica, ma è sempre cabalistica. Bene, allora, dopo aver chiacchierato tanto, direi di cominciare a rispondere. Spero comunque che abbiate, non so, preso conoscenza o appreso delle cose diverse che magari non avete sentito di frequente o facilmente, insomma. C'è la domanda di Donato, allora vi ricordo che nel momento in cui venite selezionati dovete confermare di essere presenti, altrimenti passiamo alla domanda successiva. Donato, sei con noi? E mentre Donato risponde, vi ricordo come dovete porre la vostra domanda. Dovete mettere il vostro nome e la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro, quindi ci devono essere dei dettagli e niente di generalizzato, generico o di troppo aleatorio. Se volete una risposta mirata, precisa, la domanda deve essere mirata e precisa. Dunque, ehm volevo sapere qualcosa su di me, non è una domanda mirata e precisa, Marietto, direi che dovremmo scegliere altro, anche se Donato non si palesa, tra l'altro in questo momento non mi sembra che stia rispondendo di esserci. Okay, allora
Bene, io vedo tutte domande generiche. Allora Stella, io ti rispondo volentieri o Nenzi, come hai scritto di chiamarti. Dimmi nella tua vita amorosa, dimmi se sei single, se stai frequentando qualcuno, se ti interessa qualcuno, cioè date dei dettagli perché non, così è anche più bravissima Stella o Nenzi. Ecco, mi scrivi anche proprio il tuo nome non abbreviato o ti chiami proprio così? Nenzi. Allora, ha risposto, dunque c'è il tempo della differita. Vediamo, intanto chiedo le sibille di Nunzia. Oh, bene, è anche più bello come nome. A me piace di più. Allora, Nunzia, vediamo un po', sei single, sei impegnata, ti aspetti novità importanti dalla relazione in cui sei o aspetti che arrivi qualcuno di importante per te? Intanto vediamo un po' cosa ci dicono le sibille per Nenzi. Nunzia. Allora, single. Benissimo. Ma allora guarda, secondo me con la carta della costanza al taglio, qua è solo il taglio, sappi che poi c'è anche tutta la stesa. Mi sembra che sei nuova del canale, dunque è la prima volta che vedo il tuo nome e ovviamente mi fa piacere perché così abbiamo modo di conoscerci. E cosa si vede qui? Intanto la carta della costanza ci annuncia lo sblocco, uno sblocco da una situazione che magari per lungo tempo è rimasta uguale, dunque la fine magari del lungo periodo di singoltudine, mettiamola così. Leggerezza preannuncia comunque momenti di divertimento, di svago, di passione, hobby, cose piacevoli. Allora però vediamo un pochettino. Vediamo proprio tutta la stesa. Allora, vediamo se le inquadro un po' meglio, come va. Ecco, poi dopo tanto le carte di esito le metto poi alla fine sopra le altre. Allora, qui nel passato, partiamo dal passato, dunque, probabilmente c'è già stata una situazione, nuova, o comunque, dove si è avvicinata una persona, che poteva anche essere una new entry interessante, importante, ma qui c'è una situazione però, nel senso che compare come se questa persona fosse già cioè o la vostra frequentazione o la possibile relazione che, insomma poteva nascere, si fondasse alle spalle di qualcun altro, cioè il ladro. Dunque mi fa pensare che probabilmente lui non fosse completamente libero o che uno dei 2 fosse in qualche modo impegnato quando c'è stato questo incontro. Infatti c'è, come dire, una nostalgia, una tristezza, una preoccupazione, un pensiero dato dalla presenza di un altro rapporto? Quindi probabilmente non se n'è fatto granché, almeno non penso, visto che comunque hai detto di essere single. C'è comunque ovviamente quella è la linea del passato, dunque è comparsa una figura così, magari appunto non sei andata da nessuna parte proprio perché, diciamo che, non era la cosa, proprio ideale per te. Ora c'è una situazione al presente ed è una situazione dove c'è qualcosa che devi mettere a posto. La carta del dottore vicino al sacerdote potrebbe dire che hai bisogno o che qualcuno ti sta aiutando, potrebbe essere un uomo più grande, un uomo che cerca di guidarti, che di consigliarti, una figura per cui però tu non provi qualcosa. Magari questa persona prova qualcosa o maschera i suoi sentimenti, però probabilmente per te non scatta quella cosa. Dunque c'è comunque qualcuno che a modo suo ti veglia, ti aiuta, però ecco, forse i suoi modi ti procurano anche un certo disagio, disturbo che cerchi di mascherare. Non vedo comunque in questo momento un coinvolgimento.
almeno da parte tua. Ma di sicuro questa presenza, ancorché controversa o rigida, comunque c'è. Nel prossimo periodo però io vedo un'altra cosa, sembra che comunque torni uhm, torni nel tuo panorama un qualcuno in modo, come dire, così molto allegro, molto gioioso. Potrebbe essere che nella tua vita torna il flirt, torna la possibilità di stare con qualcuno, c'è anche la carta della stanza, dunque si direbbero incontri o un rapporto che, insomma si fonda soprattutto sul flirt e sull'attrazione fisica. Attenzione, la carta del ritorno, cioè della riunione, spesso parla di un riavvicinamento di qualcuno. Qui non sembra un ex in particolare, però ecco, o si riaffaccia in generale nella tua vita i rapporti, no, anche un po' di passione, oppure si riaffaccia un qualcuno con cui la relazione comunque resta in quel modo lì, okay, dunque un coinvolgimento fisico per lo più. In futuro però, dunque questo è nel prossimo periodo, diciamo che su per giù, può rientrare nell'arco di quello che sono il prossimo 1 o 2 mesi, come lasso di tempo. Si va poi avanti e c'è questa figura nemica, donna maritata, leggerezza. Dunque, allora o è questa persona che magari potrebbe essere la stessa persona del passato che in qualche modo vi ritrovate e, scatta quel qualcosa che magari non si è avuto il coraggio di prendersi prima. Perché ti dico così potrebbe essere lei? Perché comunque c'è una figura accanto a lui, c'è la donna maritata, c'è la donna ufficiale che si vede come nemica. Dunque attenzione perché comunque si avvicina e si affaccia nella tua vita qualcuno, se non è quello del passato, potrebbe essere comunque un altro flirt di questo tipo, ma è accompagnato, dunque e ha a quanto pare questa moglie, fidanzata, compagna, quello che insomma non ha proprio un carattere facile, è una spina nel fianco, dunque bisognerà che si faccia parecchia attenzione a non avere distrazioni, non avere, come dire, a non scoprire il fianco se vi fate beccare questa non è un tipo facile, okay? Allora, e comunque questa è una carta, che avvisa alla prudenza, ma che, parla anche di tutte quelle che sono le passioni, okay? Allora, l'esito vedi, compare questo qualcuno con cui c'è un qualcosa, questo qualcuno pieno di slancio, che ti fa anche desiderare di avere qualcosa in più, ma che purtroppo porta non poca afflizione, okay, quindi, ehm, ecco, qualcosa si vede, qualcosa c'è nel prossimo periodo. Non vedo solitudine, ma non vedo nemmeno nascere un rapporto ufficiale, duraturo o quel che è, okay? C'è però una parentesi che può essere più o meno lunga, poi dipenderà da come la gestisci tu, prima di entrare in questo affanno e in questa sofferenza, ma è una parentesi piena di passione, okay, solo che purtroppo, come ti ho detto, potrebbe esserci un'altra figura che è precedente al tuo arrivo, una persona già consolidata al suo fianco e quindi non sarà una cosa troppo semplice. Allora, la prossima domanda è Renza. Comunque vediamo Renza, 9 febbraio del '59: "Sono tornata single dopo peripezie. Vedi qualcosa di bello per me? Prego Nunzia". Allora, vediamo per Renza che è tornata single, cosa arriva in amore. 9 febbraio del '59. Okay. Bravissima Renza che ci sei, hai dato un segno. Allora, beh. Sono carte guarda, entrambe le carte, guardate il dettaglio, ma entrambe le carte guardano all'orizzonte. Dunque
qualcosa è in arrivo da questo orizzonte lontano ed è qualcosa che probabilmente ti metterà nella condizione di valutare. Comunque c'è un'apertura, dunque, qualcosa ci aspettiamo che avvenga. Vediamo cosa ci raccontano le sibille. Le 1000 peripezie, le lacrime del passato. Allora, okay, così dovremmo averle inquadrate più o meno tutte. Dunque, cara mia, qui si vede una situazione che si è andata a bloccare e che ti ha fatto piangere a causa di un'altra persona. Questa è proprio un'invasione di campo, qualcuno che ha attaccato, che si è introdotta. Non è nemmeno un ladro, è proprio un pericolo. Cioè il ladro c'è anche la possibilità che non venga mai scoperto, questa invece ha fatto proprio danno. Dunque è una situazione che insomma, hai pianto, si vede che c'è stata sofferenza nel passato. Ovviamente sappiate che quando le vedo queste cose mi dispiace per quello che vedo, però purtroppo fa è la vita. Allora, nel presente sogni qualcosa di completamente diverso, da quello che è stato il tuo passato e vorresti qualcuno che ti faccia sentire la donna scelta, cosa che purtroppo evidentemente non è stata così nel tuo passato. Dunque sogni qualcuno che si prenda cura di te o di cui prenderti cura, ma ovviamente qualcuno che appunto ti nobiliti, nel senso sei tu quella che scegli. Allora, guarda, si vede una situazione però particolare, sappi, e c'è anche qua la carta della riunione. Allora, io voglio dire, speriamo che sia l'indicazione di un incontro importante, ma spesso la riunione è un ritorno, lo dicevo anche alla ragazza di prima, Nunzia, quando compare 'sta carta, spesso e volentieri possiamo aspettarci il ritorno di una persona. E, non è detto che sia quest'ex che ti ha fatto soffrire, che c'è stata questa invasione di campo, queste lacrime del passato, potrebbe essere una figura addirittura precedente. È comunque qualcuno che riporta l'amore nella tua vita. C'è c'è da fare, okay, c'è buona volontà, ci sono delle cose che effettivamente, ehm, ti faranno rendere disponibile verso questa persona. Però attenzione perché, vedi, stanza, ladro, sospiri, dunque gli incontri saranno incontri rubati, saranno incontri segreti, nascosti, lontano dagli occhi di tutti e poi c'è anche da dire che probabilmente questo ritorno, così come arriva, così se ne va. C'è poi la carta dei sospiri. Dunque, mi raccomando, non confidare troppo nel riavvicinarsi di questa persona, chiunque essa sia, perché purtroppo non mi compaiono i nomi e cognomi sulle carte. Vorrei tanto, sarei bravissima se riuscissi a farla comparire, però so che succederà e so che succederà e che non dovrai mostrare, tutta l'apertura di cuore, okay, cioè non ti dovrai mettere nella condizione di correre o di sentire di dover dimostrare delle cose o fare delle cose per quest'amore, perché quest'amore così come viene, così se ne va. Dunque questa persona non è affidabile e potrebbe essere una persona che magari, capito, ha già qualcuno accanto, il ladro. Considera che, mhmm, ti dovrai nascondere per incontrare questa persona. Attenzione poi, si allontana abbiamo detto, però guarda l'esito. Allora, qui compare di nuovo ancora, non dico il ritorno, ma compare una figura che potrebbe essere stato tuo marito o una figura che potrebbe essere stato un compagno importante. E però attenzione, perché intanto compare come l'artista e dunque devi prendere tutto quello che dice con le pinze, perché lui si sa vendere bene, si sa presentare bene e probabilmente a parole dirà molte cose, compreso che vuole sistemare le cose con te.
Io poi non vedo oltre questo esito. In questo momento non vedo il suo riavvicinarsi, il suo promettere di mettere le cose a posto, cosa porterà. Però se tanto mi dà tanto, con tutte le lacrime del passato, con quest'altra situazione, a meno che non sia una persona completamente nuova, che viene in qualche modo a guarire vecchie ferite, se dovesse essere quello, ti invito ad attenzionare e a pesare moltissimo le sue parole, non crederci più con tutta l'ingenuità e il buon cuore che ci hai messo in passato, perché non è meglio se fai un po' la sostenuta, okay, perché qui bisogna capire insomma un po', ehm, l'andazzo. Allora, immaginavi, conosci i tuoi polli. Allora, bene, io direi c'è il Marietto che dà il segnale del teatro quando le luci si accendono e si spengono e avvisano la fine. Io vi ringrazio tantissimo per aver trascorso la serata in mia compagnia. Vi ricordo comunque che torno mercoledì alle 21:15 e poi ancora venerdì alle 21:15. 347 8702 622 per prenotare il vostro consulto professionale, 20 € 45 minuti. Bene, che dirvi? A mercoledì.